Se volete seguirci con la Toro, dove ci attende il dottor Castioni? No. Colmeier, fantastico. Oggi non si azzecca un nome oggi, però. I nomi tedeschi non sono facili, I nomi tedeschi non sono facili. Allora, siamo qui alla Toro e niente, io ti chiedo di illustrarci questo bellissimo impianto che tu hai approntato in questi giorni, un impianto dimostrativo, quali sono le sue peculiarità, qual è la tua visione della microirrigazione. Intanto la Toro è un'azienda americana e facciamo macchine per la manutenzione del verde e l'irrigazione, di cui la microirrigazione, che oggi qui è il nostro tema. Non vorrei parlare adesso di microirrigazione in dettaglio perché se ne sappiamo tutto. Allora, una particolarità è un prodotto che si vede qui, che è l'Aquatrax Flow Control. L'Aquatrax Flow Control è una manichetta sempre per l'irrigazione a goccia, ma come segno indicativo c'ha le due righe blu, una più fina, una più grande, e le fuori d'uscita sono 3. E la differenza più grande è che il labirinto dentro la manichetta non è in polietilene ma bensì in gomma, così ha un leggero effetto autocompensante. Per questo si chiama flow control, non è 100% autocompensante, ma dà un vantaggio rispetto alle manichette normali. Ecco, indicativamente, per far capire chi non è molto dentro i lavori, una manichetta autocompensante vera e propria ha un costo anche di 10 volte superiore alla manichetta normale. Ecco, quindi queste sono delle soluzioni intermedie, possiamo definire così. Costa rispetto a una manichetta normale solo un 20% in più. Ecco, però ha un effetto autocompensante indicativamente di quanto? Qui chi si intende, il coefficiente è un 0,3 rispetto a una manichetta normale di 0,5 e rispetto a un autocompensante di 0. Allora Okay. il 0,3 è molto, questo vuol dire con questa manichetta che abbiamo anche spessori fino al 15.000 possiamo andare su terreni ondulati che di solito per la goccia sono proibitivi perché ha un autocompensazione fino a 17 metri. È tanto, abbiamo fatto delle discese veramente notevoli. Ecco, questo volevo, mi perdoni, focalizzare l'attenzione sul fatto appunto che ovviamente in piano è più facile, le perdite di carico sono minori e viceversa, ovviamente quando ci troviamo in condizioni di pendenza, quindi salita e discesa, ovviamente il dislivello fa aumentare enormemente queste perdite di carico. Ecco che questo tipo di manichetta può sopperire a questo problema. Notavo dai numeri che lei mi diceva un 20% di costo in più, però un vantaggio in senso di autocompensazione di oltre il 40%, quindi siamo insomma a un ottimo vantaggio. Due vantaggi importanti: uno è quello dei terreni ondulati che riesco a fare, altrimenti non lo posso fare con le manichette, e due, chi ce l'ha sul terreno piano può sfruttare due effetti: uno, di avere con la stessa portata al metro per questa manichetta un 20-30% di lunghezza in più con la stessa uniformità, oppure se mantiene la lunghezza può aumentare l'uniformità, che di solito noi facciamo tutti i nostri impianti che dovrebbe essere al 90%, riesco a aumentare di 5, 6, 7 punti. Vuol dire vado al 95% sicuro di uniformità, e questo chiaramente, se io devo dare 100 litri di acqua o 100 kg di fertilizzante, con un impianto normale di goccia devo fare 110, invece con questo qui riesco a farlo con 105. In termini di fertilizzante sono costi enormi. Sì, perché appunto, ricordiamo, oltre a un risparmio di acqua, che per carità è preziosa, ma c'è anche un risparmio di fertilizzante, visto che in questi impianti di solito si fa fertirrigazione. Questo è buono. Ecco, ti volevo fare ancora una domanda, se c'era un'altra manichetta che volevi presentare che avesse caratteristiche. No, visto che abbiamo solo questi 5 minuti, le altre sono praticamente quelle che offriamo da sempre, non è una cosa. Qui c'è l'innovazione, in effetti sì, è estremamente valida. Poi Ecco. non è solo il risparmio proprio nel portafoglio dell'agricoltore, è proprio il vantaggio per la natura, perché dando meno fertilizzanti è chiaramente una cosa che vogliamo tutti. Bravo, perché qui oggi noi parliamo di irrigazione precisa e integrata, quindi qui siamo proprio sul pezzo con questo prodotto. Sì, e aumentandola del 5% non è poco. Non è poco. Ti ringrazio ancora.